Abbiamo con noi Franco Miano, che è ordinario di filosofia morale all'Università degli Studi di Tor Vergata, dove insegna appunto antropologia filosofica, bioetica e filosofia della religione, e nonché presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, che appunto ci darà un contributo proprio di filosofo esperto in problematiche antropologiche, etiche e politiche. Questo perché vogliamo appunto cercare di cercare di creare quella mentalità che ci rende anche capaci di vivere appunto nel quotidiano in una società che ormai, come abbiamo visto la nostra, multiculturale. Parola a Franco Miano. Buonasera a tutti, grazie a Luisella per queste parole introduttive e grazie per l'invito ai diversi enti che concorrono all'organizzazione di questa iniziativa. Un saluto al Vicario Generale e agli altri sacerdoti presenti, a tutti loro. Sono grato di questo invito che mi consente di confrontarmi con voi su un tema credo decisivo per il momento presente della vita del nostro Paese, ma anche in generale per la testimonianza della nostra fede. Credo che pur nell'ampiezza del tema, nel suo carattere sconfinato, penso che possiamo provare ad insistere su alcune parole fondamentali che, pur essendo parole tipicamente cristiane, sappiano però unirci a tutti gli uomini, a tutte le persone di buona volontà nella ricerca del bene comune del nostro Paese e nella ricerca di una realtà di vita più accogliente per ogni uomo e per ogni donna sulla faccia della terra, evidentemente. Io penso che vorrei dedicare, prima di tutto, vorrei proporre alla vostra attenzione alcune convinzioni di fondo che credo siano importanti rispetto a questo tema. Io penso di voler sottolineare che per me, ma credo anche minimamente interpretando un sentire diffuso e anche cercando di raccogliere tutto l'insegnamento che proviene dal Concilio Vaticano II, dal Magistero, ma anche dall'esperienza di tanti credenti e non impegnati per la vita della società, credo che dobbiamo partire dalla dimensione, dal porre a centro del nostro discorso la dimensione della fraternità. Vorrei insistere su questa prima parola, fraternità. È una delle poche chiavi di lettura che ho scelto tra le tante possibili per trattare questo tema. È una parola che in certi momenti può risultare pure una provocazione, evidentemente, perché è più facile avere un atteggiamento poco fraterno ed è più difficile invece cogliere questa dimensione del sentirsi fratelli. Perché poi alla fine questa idea della fraternità, che pure storicamente è stata recuperata e ha dato spazio a tanti sviluppi culturali diversi tra di loro, è una parola cristiana, perché si è fratelli perché figli dello stesso Padre. Questo è il punto da cui partiamo. Allora, come credenti, io credo che non possiamo, in un momento di riflessione dedicato all'unità del nostro Paese, ma anche alla capacità di cogliere la pluralità delle sfide che ci attendono e alla capacità di accogliere un universo vario di persone, di situazioni, in una fase di cambiamento veloce ed essenziale. Credo che pensando e ripensando alle parole fondamentali da proporre alla vostra attenzione, di muovere da questa, la parola fraternità, però legandola alla parola figliolanza, perché possiamo come cristiani, come credenti, dare un apporto alla vita del nostro Paese e perché no del mondo intero, solo recuperando con forza la dimensione dell'essere figli dello stesso Padre, dunque fratelli tra di noi. Non c'è una componente ideologica in questo discorso, non c'è una presa di posizione di parte, c'è una presa di posizione per l'uomo
per ogni essere umano, per ogni uomo ed ogni donna che è sulla faccia della terra. In fondo, qual è il cuore del messaggio cristiano se non la sottolineatura di un amore grande per ogni persona, per ogni essere umano? Qual è il senso fondamentale anche della riflessione che la dottrina sociale della Chiesa ci propone se non partire dalla centralità della persona? Ma che cos'è la centralità della persona se abbandoniamo per un attimo l'elemento pure retorico di questa espressione? Che cos'è la centralità della persona se non la centralità delle persone, di quelle persone che ci sono poste a fianco, con cui viviamo ogni giorno, che incontriamo ogni giorno lungo le nostre strade, e di quelle persone che non ci sono poste a fianco, ma a cui è dovuta la stessa attenzione, a cui è dovuto come cristiani lo stesso amore, quell'amore che si deve potenzialmente all'intera umanità, figli tutti, dunque fratelli. E questo dato, da questo dato iniziale vorrei trarre immediatamente alcune conseguenze, perché questo dato non ci richiama solo e semplicemente ad una disposizione del cuore, che evidentemente è importante da assumere, no? E che anche provocatoriamente preferisco porre all'inizio del discorso, perché un atteggiamento fraterno scioglie le difficoltà, non le cancella evidentemente, ma le scioglie, le riesce a collocare nella loro giusta caratteristica. Laddove il tema della fraternità è sia un tema che ha a che vedere con i dati di una cultura dell'accoglienza, di un dialogo interpersonale, di un rispetto reciproco, ma è anche un dato che per esempio Papa Benedetto XVI ha, per alcuni sorprendentemente, inserito all'interno della Caritas in Veritate, in un'enciclica fondamentalmente diretta a riflettere sui problemi dello sviluppo economico. Alcuni di voi la conosceranno senz'altro. Sono state inserite due parole che suonano come due provocazioni, perché parlando di economia ci aspetteremmo solo e semplicemente un discorso quasi tecnico, eppure il Papa ci ha parlato di dono e di fraternità, come a dire cercare di ricondurre in un tempo complesso e articolato, in un tempo fatto di tante ombre ma anche di tante luci, cercare di ricondurre tutto all'essenzialità della vita. E l'essenzialità della vita per noi è prima di tutto questa comune figliolanza, questo dato di fraternità, e questo dato di fraternità che non può non estrinsecarsi in un atteggiamento di rispetto della vita di ogni persona, e che diventa capacità di cogliere nell'insieme della nostra vita le possibilità di una dinamica nuova, che è la dinamica del dono. Fraternità e dono vanno insieme. Laddove una cultura del dono dice qualcosa dell'elemento interpersonale, dice qualcosa anche di una dinamica sociale che può essere costruita su basi diverse. Questo primo gruppo di considerazioni per me ha una specificazione molto importante, perché direi che da questo discendono tre parole ulteriori, tre elementi conseguenti. Quando si dice fraternità legata alla figliolanza, fraternità e dono, si dice fondamentalmente per i cristiani un modo per tradurre nella vita comune, nella vita sociale, nella vita di tutti l'insegnamento del Vangelo. Quel Vangelo che è venuto per tutti, il Vangelo del Signore è per tutti, non è solo per alcuni. Ed è venuto a dire una parola bella, importante, che è per tutti. Ed è una parola che riguarda le persone, le comunità, il mondo intero. E questi sono tre sviluppi ulteriori di questo intervento. Perché prima di tutto non si può parlare di un discorso relativo all'Italia unita ma plurale se non rimettiamo come
scelta politica anche, come scelta culturale, al centro la vita delle persone. Credo che un atteggiamento serio, profondo, di apertura agli altri, di fraternità, ci richiede di mettere al centro la vita delle persone. L'unità e la pluralità, su cui dirò qualcosa nello sviluppo ulteriore, chiedono prima di tutto di rimettere al centro la vita delle persone, perché ogni uomo ha una sua dignità, ogni uomo e ogni donna per noi sono esseri amati dal Signore. Ogni uomo e ogni donna provocano la cultura, la politica, la società, la Chiesa ad un rispetto pieno. Quel principio fondamentale della centralità della persona umana e della vita connessa a tutto questo è un principio che ha bisogno di essere coniugato culturalmente, che ha bisogno di essere declinato in forme di vita, in forme sociali, che ha bisogno di essere declinato dal punto di vista culturale. Credo che rappresenti una premessa fondamentale di ogni discorso relativo all'unità del nostro Paese e anche al rispetto della pluralità, inteso in una serie di dimensioni possibili, il tema del rimettere al centro le persone. Ciascuno di voi potrebbe portare, a partire dalla sua esperienza di vita, tutti i casi in cui le persone non sono messe al centro. Ci sono problematiche di ogni tipo alle quali dovremmo prestare particolarmente attenzione. Penso tra tutte, forse essendo persona del Sud e venendo da luoghi problematici dal punto di vista anche della ricerca del lavoro, penso per esempio al fatto che la mancanza di un lavoro degno è un non mettere al centro la persona, per esempio. Pur nella comprensione delle situazioni, pensate, io sono di Pomigliano d'Arco, pensate al dibattito che c'è stato, alcuni di voi l'avranno seguito sulla stampa per lunghi mesi, relativo alla questione della Fiat, alla produzione della Panda, alla deroga rispetto agli accordi sindacali, questioni molto serie perché in gioco da un lato la tutela della dignità dei lavoratori, però dall'altro la possibilità effettiva di poter continuare a lavorare. Ecco. Queste sono le questioni che sono fondamentali, è una questione che è fondamentale oggi, per esempio questa, la questione del lavoro. Centralità della persona vuol dire consentire a ciascuna persona di espandersi nella libertà e verso la sua piena realizzazione. Pensate per esempio alla vita delle famiglie, perché la persona è un essere relazionale. Il richiamo iniziale alla fraternità non era solo il mettere una parola bella all'inizio, ma era dire prima di tutto che come persone non ci pensiamo da sole, come persone ci pensiamo insieme agli altri e prima di tutto la dimensione della famiglia è la dimensione costitutiva propria della vita delle persone e potremmo continuare con una serie di esempi. In poche parole, io credo che oggi un'Italia unita, significativa da questo punto di vista, si confronta con il tema della centralità della vita e della centralità della vita delle persone. Poi naturalmente ci sono una serie di problematiche che sono fondamentali sul modo di intendere la vita, evidentemente, con la complessità che questo porta con sé, in termini etici, in termini bioetici. E c'è ancora di più quel senso di solitudine che molte volte le persone portano con sé, rispetto a cui anche come cristiani non riusciamo a lasciarci interpellare. Quante persone sono sole in questo nostro paese? Quante persone, diciamo, non avvertono quel minimo di solidarietà che pure sarebbe essenziale per una vita più degna e significativa? Allora, questo discorso per me è un discorso fondamentale, un'Italia veramente unita anche sulla base del contributo che noi come comunità cristiana, come credenti, come persone impegnate a diverso titolo nelle associazioni, in tante istituzioni ecclesiali e non possiamo portare, è un contribuire a riandare alle cose che contano.
E quali sono per noi le cose che contano? Un atteggiamento di fraternità, il cuore aperto, ampio, che è capace di guardare oltre se stessi, un atteggiamento di fraternità che però, se non è una parola vaga, vuol dire andare a toccare i problemi che riguardano la persona. La persona è l'essere fondamentale di riferimento, l'interlocutore fondamentale di riferimento, e la persona sono tutte le persone. La persona, ed è il passaggio ulteriore, è inserita in una comunità. Uso volutamente questo termine, un po' generico evidentemente, però che dice che la persona è un essere relazionale, quindi non è mai sola. Dicevo già della famiglia, ma ancor più è inserita in una comunità. È inserita in una comunità concreta, la comunità che può essere la comunità ecclesiale, ma può essere anche la comunità civile, la vita di un paese, di una città. Non esistono le persone staccate da un loro luogo d'origine, quel luogo d'origine che rappresenta un tessuto vivo di relazioni che ha alimentato la vita delle persone. L'Italia è un paese fatto da una molteplicità di comunità. La storia dell'Italia è la storia dei comuni, è la storia dei comuni e la storia delle chiese locali, la storia di una molteplicità di diocesi. È una storia ricca di arte, di cultura, di fede, una storia ricca in una varietà quasi unica nella vicenda dell'Europa, nella vicenda del mondo si può dire, per la ricchezza e la particolarità delle caratteristiche proprie di ciascuna realtà. Quella ricchezza e quella particolarità che emerge anche solo a un giro minimo, superficiale per le nostre regioni. Che cosa però fa di una comunità veramente se stessa? La comunità non è tale perché si chiude in se stessa. La comunità è tale perché si alimenta la sua stessa origine. Pensate per la vita di una chiesa locale, di una diocesi, il fatto di avere nel riferimento una tradizione popolare, il riferimento a un santo patrono, una storia in modo particolare, un insieme di scelte consolidate nel tempo. Nella misura in cui tutto questo non è solo vuota facciata, è un continuare ad alimentarsi della propria origine, come per la vita di una persona che si lega ad un'altra persona, che ama un'altra persona, continuamente questo amore va rinnovato nella fedeltà, però in una fedeltà viva, in una fedeltà creativa, in una fedeltà che si ripensa giorno dopo giorno. Così c'è un amore tra la persona e la sua comunità, che va continuamente rinnovato riscoprendo l'origine che l'aveva caratterizzato. Ma in quell'origine non c'è mai un elemento di chiusura. Ci può essere un elemento di rottura in certi casi, ma non un elemento di chiusura, perché un'origine è sempre, come dire, uno scatto che va oltre se stessi. Nella comunità io trovo la capacità di aprirsi delle persone e la capacità di camminare insieme. In fondo la comunità nazionale in Italia, nella sua storia complessa e articolata, che ben conosciamo e che non ho bisogno di ripetere, è nata proprio nella fatica, nella difficoltà, però anche ad un certo punto nel tempo, con un contributo significativo da parte dei cattolici alla vita del nostro paese, è nata anche da queste 1000 comunità che hanno saputo aprirsi l'una nei riguardi dell'altra. Questo è stato un elemento di forza della vita del nostro Paese, anche se talvolta continua a risultare un elemento di fatica, di debolezza, perché ben conosciamo anche le diverse situazioni, l'articolazione della nostra realtà, i diversi livelli pure dal punto di vista economico, le problematiche legate al lavoro e così via. Cioè, voglio dire, sempre ritornando al tema della fraternità, che per noi è il tema della figliolanza nello stesso tempo, che le persone, il rispetto pieno della vita delle persone, la loro capacità di sentirsi parte di una comunità
viva, concreta e nello stesso tempo la capacità di delle comunità di andare oltre se stesse, tutto questo è alimento di un'Italia unita ma plurale. Ma ora questo discorso fatto in questi termini, pur importantissimo e ancora valido, non può bastare evidentemente. Non può bastare. Non può bastare perché oggi siamo ricondotti a riscoprire tutto questo discorso nella prospettiva del mondo intero, evidentemente. E siamo ricondotti a riscoprire tutto questo nella prospettiva del mondo intero, sia perché i mezzi di comunicazione ci uniscono immediatamente a qualsiasi angolo del paese. Una notizia che ci proviene dall'altra parte del mondo è come se fosse una notizia di casa, diciamo. Lo sviluppo culturale complessivo da questo punto di vista è stato enorme e velocissimo, diciamo, velocissimo. I processi di accelerazione della storia si fanno sempre più intensi e forti. Ma ancora di più perché entriamo costantemente in contatto con persone che provengono da altri paesi e vi entriamo in contatto a partire dalla nostra vita quotidiana, non semplicemente da un'immagine televisiva o da una notizia appresa sui giornali. E questo rappresenta un grandissimo elemento di sconvolgimento di quello che poteva essere l'equilibrio anche proprio del nostro paese. Certo, noi siamo una terra che è stata abituata nel passato all'emigrazione, evidentemente. Per certi versi, da alcune zone del nostro paese l'emigrazione continua. Penso a chi non trova lavoro, specie al sud, evidentemente, ed è costretto ad allontanarsi. Però non è più quella immigrazione massiccia che ha caratterizzato certe fasi e certe regioni nell'arco del Novecento a fasi diverse. Quindi abbiamo conosciuto in senso inverso che cosa significa entrare e avere a che fare con delle comunità diverse. Oggi ci troviamo nella condizione di fare l'esperienza non solo dell'altro che mi è posto a fianco, ma fare l'esperienza dell'altro nel senso della persona che non conosco, che non conoscevo, che forse non vorrei conoscere, che faccio fatica a conoscere e che pure però è figlio e fratello come me. E questo provoca di fatto, ci provoca costantemente e perennemente, perché pensando per me a trovare una sintesi del discorso, ho pensato che questa è la considerazione più semplice, la più elementare, quella che ci può unire in modo più diretto. Comunque l'altra persona che mi è capitata a fianco, proveniente da realtà diverse, casomai con una fede religiosa diversa, da culture completamente diverse, è per me figlio come me e fratello. E questo significa nuovamente ripensare il modo di essere persone, il modo di essere comunità, riaprirlo nuovamente e pensare una dimensione diversa di fraternità. Certo, naturalmente tutto questo provoca un cambiamento anche nelle nostre vite, evidentemente. Nell'approfondimento della nostra storia come comunità locale e come comunità nazionale. Crea in certi casi un punto nuovo, quasi di non ritorno. Ci sembra strano delle volte vedere degli interi quartieri abitati da persone che non sono più le persone che originariamente li abitavano, no? Ci sembra piuttosto strano. Ci sembra strano vedere per esempio intere zone di paesi, penso a realtà della Toscana ma anche della zona del Napoletano, abitate da cinesi con insegne tutte di questo tipo. Ci sembra strano. E anche nelle persone più dotate di buona volontà non è facile, diciamo, pensare ad un dialogo anche a partire dal fatto che in questa nostra comunità
vengono a porsi non solo persone, ma delle comunità, e quindi creando in più quell'ulteriore articolazione del problema che non è semplicemente il rapporto con delle persone nuove per noi, ma con delle intere comunità che si trapiantano nei nostri paesi. Io penso che a questo riguardo vorrei porre proprio come sviluppo ulteriore nella dinamica di questo discorso tre considerazioni. Qual è il rapporto allora per noi di fronte a questa situazione che io non analizzo dal punto di vista economico, tecnico, sociale, che naturalmente ha tante implicanze su questi versanti evidentemente, che analizzo dal mio punto di vista, delle cose che provo a dire evidentemente. Qual è allora oggi nella nostra realtà il rapporto tra giustizia e amore? Non ho fatto un salto nel discorso, ma diciamo il passaggio ulteriore è questo. Se noi pensiamo effettivamente e sentiamo che ogni uomo è per me fratello, evidentemente, che cosa è dovuto alle altre persone che comunque sono con noi in un qualche modo nello scenario della nostra vita? Sicuramente c'è il tema della giustizia. La giustizia qui non è la legalità solo, in certi casi può essere anche un aspetto, evidentemente. Parliamo di un dato più profondo, perché è la giustizia che è dovuta ad ogni uomo, è quello che dobbiamo ad ogni fratello. La giustizia dice, la parola giustizia richiama alcuni diritti essenziali da garantire, evidentemente. Richiama certamente anche alcuni doveri da parte delle persone, ma richiama alcuni diritti da garantire. Richiama alcune regole fondamentali e richiama in un senso più ampio una virtù essenziale. Non a caso nella tradizione della giustizia è una virtù cardinale nella nostra tradizione, cioè un elemento fondamentale del vivere sociale che va riproposto con attenzione, perché evidentemente qui si pone la domanda su quale dimensione di pluralità nella vita, quale capacità di accogliere la pluralità nella vita del nostro Paese. Questo è sicuramente un grande tema per noi cittadini e molti di noi credenti. La giustizia e l'amore. La giustizia è dovuta a tutti. L'amore per noi come cristiani direi anche. È bene dirlo con semplicità, anche nella semplicità disarmante di questa parola. Io ultimamente cerco di scegliere alcune parole semplici e chiare quando parlo, provo almeno, per dire che questo è l'atteggiamento fondamentale che dobbiamo porci rispetto alla realtà in cui siamo. Non è un atteggiamento poco critico, non è un atteggiamento distratto, non è un atteggiamento di chi accetta le cose che non vanno bene, che pure sono tante, evidentemente. E accanto a questo c'è il tema delle responsabilità della politica. Noi non possiamo, non dire che tutto questo ha poi il passaggio ulteriore delle responsabilità della politica, dove la politica
è intesa in un senso ampio, perché la politica è la politica delle persone direttamente impegnate nelle istituzioni, è la politica dei partiti, ma è anche la politica dei cittadini, evidentemente, perché c'è un circolo c'è un legame molto stretto tra l'essere cittadini e la politica, perché è la prima condizione per una vita politica adeguata, l'essere dei cittadini buoni, dei cittadini degni, evidentemente. E poi, per noi in modo particolare, io direi il difficile equilibrio tra ethos ed ethnos, cioè tra la dimensione etica, che rappresenta un elemento che accomuna, e la dimensione etnica, che invece è una dimensione che pone delle diversità, che pone la pluralità all'interno di un paese quale è il nostro, già caratterizzato da una ricca pluralità, da una storia plurale, evidentemente. Noi siamo comunque, può sembrare un paradosso, ma per la storia non è così, siamo ancora una nazione giovane paradossalmente, per tanti versi. Siamo una nazione già plurale, la cui unità nasce mettendo insieme pluralità di situazioni. In questo paese già plurale si è inserito un ulteriore elemento pluralistico che chiede di saper coniugare ethos ed ethnos, etico ed etnico, che chiede di saper coniugare, per esempio, anche diversamente il rapporto tra fede e religione, perché ci sono molte religioni, ci sono delle fedi, c'è una complessità anche di questo, c'è una complessità anche da questo punto di vista. Noi eravamo poco esperti come popolo per l'unità del nostro paese intorno alla fede cattolica e alla religione cattolica, eravamo poco esperti invece della varietà, della varietà di popoli del mondo e di relative fedi e di relative religioni, evidentemente. In un'Italia unita, plurale, la cui unità era anche costituita ed è anche costituita da un'unità intorno all'elemento religioso, per quanto all'origine dell'unità d'Italia c'è stata una dimensione conflittuale con la Chiesa Cattolica, con la Santa Sede, tuttavia la storia dell'Italia non si potrebbe comprendere senza la presenza dei cattolici. Basterebbero pochi elementi a ricordarlo, basterebbe semplicemente dire, tra i tanti esempi, basterebbe semplicemente riferirsi all'Italia del secondo dopoguerra e al contributo che hanno dato i cattolici alla ripresa dell'Italia e all'elaborazione della Carta Costituzionale, per fare solo un esempio tra i molti. Pur nel carattere conflittuale delle origini del nostro Stato, nel suo carattere plurale, la dimensione religiosa cattolica, la fede cattolica, poi si può discutere fede e religione, naturalmente io le ho poste tutte e due per sottolineare, sarebbe un elemento da approfondire. La dimensione religiosa cattolica ha caratterizzato sempre in modo unitario e popolare la vita del nostro paese. Oggi, di fatto, siamo posti di fronte ad una nuova capacità da avere anche come cattolici, la capacità di crescere dal punto di vista di un dialogo interreligioso che però non è la scelta, diciamo, in un qualche modo di un dialogo con altre culture, con altre situazioni, non è la scelta di un dialogo con dei pari, ma in molti casi è la scelta di un dialogo con persone che vengono nelle nostre realtà in situazioni problematiche, che solo dopo un certo tempo conquistano una dignità di vita. Io sono stato a Lampedusa nel periodo difficile della situazione degli sbarchi, e certo lì pensare come vere in quel periodo queste parole che ho detto era molto difficile,
La gente ha fatto di tutto per accogliere queste persone. Lo Stato manifestava delle difficoltà molto serie e lo abbiamo anche visto ora, pensando alla situazione del 2009, questa sentenza della Corte europea ha di fatto condannato l'atteggiamento dello Stato circa i respingimenti. E tuttavia noi sappiamo che quando poi dalla dimensione della solidarietà, che non manca al nostro popolo, si deve passare a scelte politiche, queste scelte sono assolutamente complesse e difficili e delicate. Questo lo dobbiamo riconoscere, anche se noi come credenti siamo portati ad un atteggiamento positivo, per quanto in alcuni più guardingo, per quanto in alcuni più volto a mettere in luce anche le difficoltà della relazione, ma fondamentalmente positivo nell'accoglienza. Ecco. Allora, il tema anche del rapporto della pluralità è il tema oggi di un'Italia che, unita fondamentalmente intorno alla fede cattolica, sta imparando a confrontarsi con altre fedi ed altre religioni, sta imparando a confrontarsi dall'interno, non come esercizio di un dialogo astratto. L'Italia non si era mai confrontata con questa esperienza in tempi più o meno recenti. Allora vorrei avviarmi a concludere, sottolineando questo, ripercorrendo per un attimo e facendo un paio di altre considerazioni finali del mio discorso. Sostanzialmente, interpellato anche dal punto di vista di una riflessione antropologica, etica, nella vastità di questo tema ho cercato solo di ridirvi alcune parole che credo esprimano un sentire abbastanza diffuso, che comunque sono parole che appartengono alla nostra tradizione cattolica, alla fede cristiana, ma che appartengono anche a tante scelte di tante persone di buona volontà. L'Italia sarà unita nella sua pluralità se noi come credenti porteremo un apporto di fraternità, un atteggiamento fraterno positivo, e l'atteggiamento fraterno è un atteggiamento di fiducia, non è un atteggiamento sospettoso, è un atteggiamento di speranza, di una speranza che non è illusione ma è vita, è un atteggiamento costruttivo verso il futuro, è un atteggiamento che cerca il bene, non solo il bene proprio ma il bene comune e così via. Quindi noi come credenti possiamo portare un atteggiamento fraterno che è fondato sulla scelta di mettere al centro il rispetto della vita delle persone. Naturalmente, ben sapendo che le persone sono inserite in esperienze comunitarie che vanno tutelate e salvaguardate, perché questo è molto importante per la realtà del nostro Paese, che vanno tutelate nella loro caratteristica locale e che vanno tutelate anche però nella loro caratteristica nazionale. Perché l'Italia unita credo che oggi sia un valore significativo, non solo perché è la realtà in cui ci troviamo, ma sia divenuto, dopo decenni della sua storia, sia divenuto un valore significativo. Il Papa Benedetto XVI, in un discorso all'Azione Cattolica, vorrei leggervi una pagina molto bella che però riguarda non solo l'Azione Cattolica, diceva, un attimo che lo trovo, eccolo, l'Italia ha una vocazione peculiare, collocata nel Mediterraneo, crocevia di culture, aspirazioni, tensioni che esigono, si riferiva all'Azione Cattolica, ma in un certo senso si riferiva ad ogni credente, una grande forza di comunione, di solidarietà e di generosità. L'Italia ha sempre offerto ai popoli vicini e lontani la ricchezza della sua cultura, della sua fede, della sua arte, del suo pensiero. Oggi voi, laici cristiani, siete chiamati ad offrire con convinzione la bellezza della vostra cultura e le ragioni della vostra fede, oltre che la solidarietà fraterna, affinché l'Europa sia all'altezza della presente sfida epocale. E questo mi sembra un passo molto importante.
Il rispetto delle singole comunità ormai è anche il rispetto della nostra comunità nazionale, la sua salvaguardia, la sua valorizzazione, la scoperta di una sua vocazione peculiare, di una realtà che è nell'Europa e nello stesso tempo è nel Mediterraneo, che ha offerto e può continuare ad offrire la bellezza della sua fede, i suoi tesori d'arte, la bellezza della sua cultura, l'esercizio del pensiero, le ragioni della vita e una solidarietà fraterna. Mi sembrano delle parole molto belle per poter concludere questo discorso, perché è qui che poi, in questa vocazione peculiare dell'Italia, punto di incontro di popoli, di scontri nella sua storia, che diciamo trae forza la possibilità di un'Italia che è unita ma nello stesso tempo plurale. Non è la pluralità sappiamo che può essere bella a descriversi, in certi casi anche impegnativa a viverci. Sappiamo che ogni comunità, per ragioni anche legittime, rivendica le sue particolarità, che sono da cogliere, da accogliere, da comprendere evidentemente. Però sappiamo anche che siamo un popolo solo come mondo intero e che solo se rafforziamo ciò che ci apre oltre noi stessi, in questo caso la comunità nazionale, in questo caso l'Europa, saremo più capaci di rispondere a sfide che toccano l'intera umanità. Ecco, il Papa parlava di generosità, solidarietà, accoglienza. Credo che in questa Italia siano 3 valori, 3 virtù che noi come credenti possiamo e dobbiamo testimoniare. Credo che abbiamo degli stimoli notevoli per poter intervenire. Adesso lasciamo spazio al dibattito, a cui poi seguirà la replica del professor Miano. Molto forte, quindi fratellanza, figliolanza, amore, giustizia, condivisione. Sono delle parole molto grandi che in un contesto contemporaneo, proprio veramente a me per esempio che sono tendenzialmente portato alla contestazione, stridevano molto. Pensare che anche in Italia un 10% detiene quasi tutta la ricchezza della nazione. Lei faceva riferimento al suo paese d'origine, ai problemi della Fiat, con Marchione, che prende come stipendio tutti il totale degli stipendi di tutti gli operai di Mirafiore. La giustizia veramente strideva. Dopo non sono riuscito a capire tutto sul momento, prima che lei facesse riferimento alla seconda metà del XX secolo, alle persone che nel XX secolo si sono molto impegnate, mi è venuto in mente Dossetti, La Pira, Moro e anche lo stesso Fanfani, tanto bistrattato e tanto trattato male verso la fine della sua vita. E lei dopo ha fatto riferimento anche alla situazione locale, mi è venuto in mente un padre Raimondo Calcagno, un Bighin, un sindaco che abbiamo avuto, un Casson primario, e non faccio i nomi di altre persone viventi che ho qua vicino e che potrebbero insuperbirsi. E quindi non le nomino proprio per non essere provocatore in questo senso. Allora dico, i cattolici oggi, in questa situazione veramente disastrosa dal punto di vista della giustizia,
della condivisione, dell'accoglienza anche, dove si sono collocati, dove si collocano? Ci sono ancora figure di quello spessore o invece si sono persi nei vari colori, nelle varie esperienze politiche strane che ci troviamo in questo momento? Grazie. Tanto inizio ad interagire, grazie per questa domanda. Sono consapevole della distanza tra alcune parole fondamentali e le problematiche di ordine economico e sociale. Però è una provocazione voluta, perché penso che come credenti, come cristiani, dobbiamo riuscire a giocare, a puntare più in alto, evidentemente. Dobbiamo puntare più in alto rispetto all'accontentarci dell'esistente, di una situazione esistente che è anche una situazione di diseguaglianze, tutto quello che lei naturalmente diceva. Per questo che cerco senza indugio di dirle alcune parole, perché penso che le dobbiamo riprendere a dire se ne siamo convinti. È chiaro che, come nel passaggio ulteriore del suo intervento, lei giustamente diceva ci vogliono persone che siano capaci di compiere opere di traduzione, anche da un punto di vista politico, culturale, di un grande messaggio, quale può essere il messaggio che ci proviene dal Vangelo, che ha bisogno di farsi storia concreta, vita concreta. E certamente avvertiamo in questo tempo la mancanza di grandi figure in genere, di riferimento nel panorama sociale e politico. È un problema generale, diciamo, io credo. È un tempo in cui si fa fatica a trovare dei maestri, anche in questo campo. Però forse proprio per questo ci è richiesto, come cattolici, un impegno più serio e qualificato dal punto di vista anche di saper accogliere le provocazioni che ci vengono dalla storia e di saper dare risposte all'altezza di queste provocazioni, proprio nella linea della grandezza e della idealità pure che portiamo con noi. La complessità del tempo certamente crea ulteriori problemi e anche un'ulteriore difficoltà è derivata dai cambiamenti degli ultimi 20 anni, che hanno visto alcune novità alle quali ancora facciamo fatica ad abituarci, e queste novità sono di fatto, potremmo dire, la caduta del muro di Berlino, cioè il crollo del comunismo, che sembrava essere una realtà inamovibile nella sua organizzazione dei paesi sovietici, diciamo di area sovietica, che forse non ci aspettavamo. La fine dell'esperienza della democrazia cristiana, che era stata per i cattolici, comunque la si valuti, specie nella sua prima fase, un momento particolarmente alto e significativo di impegno per la vita del nostro Paese, questo indubitabilmente. Ora ci possono essere sfumature, osservazioni, articolazioni, tutto quello che vogliamo, sta di fatto che però è stata così. E anche rispetto a questa fine, in un modo o in un altro, abbiamo fatto fatica a riprenderci, facciamo ancora fatica a riprenderci. È come una situazione di passaggio che anche come cattolici rischia di protrarsi. In questo che cosa è accaduto? È accaduto che il sistema politico che si è configurato in senso bipolare fondamentalmente, anche se vi sono delle presenze al centro dello schieramento politico, tuttavia fondamentalmente, almeno per ora, è configurato in senso bipolare. Questo ha creato un grande problema alla comunità cristiana, perché la comunità cristiana unisce uno schieramento bipolare, cioè due schieramenti, un bipolarismo
con presenze di cattolici in entrambi gli schieramenti, ha portato, laddove non è stata gestita adeguatamente questa presenza in entrambi gli schieramenti, ha portato a delle divisioni che avevano componenti drastiche, ideologiche, di un tempo che però non è più ideologico, di un tempo che è il tempo della fine del comunismo e della fine di certe esperienze. Allora io, in tutti questi mesi in cui avrete letto sulla stampa, anche sulla base pure di tanti inviti dei nostri vescovi, anche come associazioni, gruppi, movimenti, si sono fatte riunioni, ci si confronta, eccetera, io cerco di dire alcune cose di cui mi sono convinto. La prima cosa riguarda la capacità dei credenti di vivere il dono della comunione. Non vi sembri un partire da lontano, ma sono molto convinto di questo. Credo che oggi è il tempo di ritrovare con forza la capacità di accogliere il dono della comunione che ci viene dall'alto e di ritrovarlo nella vita delle nostre comunità, perché è quello che ci unisce prima di ogni altra cosa, perché è veramente singolare vedere delle comunità divise per ragioni di centrodestra o di centrosinistra. È qualcosa di singolare, una specie di scomunica reciproca. Io non so qua, non conosco, quindi posso dire delle cose fuori posto, dico quello che ho visto in giro ascoltando, facendo centinaia di incontri ormai già da prima di essere presidente e tanto più ora, quindi ascoltando molto e dialogando molto. Dico, ma è possibile che come credenti noi ci dobbiamo dividere in questo modo, scomunicandoci reciprocamente? Capisco casi estremi in cui delle prese di posizione possono non essere accettabili perché sono in gioco valori importantissimi e primari, ma mediamente non siamo a livello. Allora vuol dire che il problema non è all'esterno, ma il problema è la fatica che facciamo a vivere una comunione profonda che sappia poi anche tenerci uniti nelle cose che contano e poi serenamente divisi nelle cose opinabili e meno importanti. Questo è il mio pensiero, del tutto personale però. Prima cosa. Secondo elemento, quei cattolici a cui lei faceva riferimento, che rimangono i padri di una stagione insuperata proprio di impegno politico dei cattolici, si erano molto preparati, nel senso che anche negli anni bui del fascismo l'azione cattolica, le associazioni, anche la presenza pure di quello che era allora movimento laureati dell'azione cattolica, aveva continuato ad esserci nella vita delle comunità parrocchiali e in alcuni gruppi particolari che avevano alimentato di fatto il desiderio e l'ansia di prepararsi per un tempo nuovo. E la cosa da aggiungere non è questo, che avevano alimentato l'ansia di prepararsi per un tempo nuovo, custodendo una grande speranza, ma anche senza certezze. Custodendo una grande speranza, ma senza certezze, perché non si sapevano molte cose. Quanto sarebbe durato il fascismo, l'esito della guerra, a un certo punto in quale zona di influenza si poteva finire. Non si sapevano molte cose, eppure era stata una stagione di persone che con speranza si era preparata, non sicura dei frutti da raccogliere. Ecco, io oggi credo che nella vita delle nostre comunità bisogna riprendersi con più forza a prepararsi. Laddove prepararsi non è rispondere a un compito immediato, io faccio 10 incontri della scuola di formazione politica perché poi mi devo candidare, ma è un prepararsi inteso in senso globale, cioè porsi la domanda se la nostra formazione, la nostra proposta formativa ha carattere di globalità, per cui ci esercitiamo a cogliere che dalla fede discende un impegno di vita e discendono delle conseguenze in termini di coerenza tra fede e vita, tra fede e morale. Questo è il punto e questo deve essere fatto nella formazione, cioè nei percorsi delle nostre comunità di base, delle nostre comunità parrocchiali, ordinarie, territoriali. Non può essere affidato a pochi specialisti che sono gli appassionati dei problemi politici e noi
gli demandiamo, gli deleghiamo. Oggi questa delega non è più possibile, solo in un processo di formazione globale in cui c'è l'elemento spirituale, perché queste persone erano, specie alcune di loro, persone di alta spiritualità. Non possiamo, sto parlando già troppo, però voglio dire, pensate a un Lapira, a un Dossetti, ma erano tutte persone da un punto di vista spirituale significative, però da queste discendeva qualcosa. Ecco, questo è un altro elemento su cui interrogarsi come comunità cristiana. Poi il terzo discorso riguarda l'essere cittadini. Lo accennavo già prima in un passaggio. Non possiamo pretendere dai politici quello che noi non facciamo come cittadini. Questo bisogna dirselo con chiarezza. Noi pretendiamo dai politici una coerenza che in quanto cittadini non abbiamo. Ci sorprendiamo del fatto che casomai si scopre questa o quella situazione problematica dal punto di vista della coerenza di un politico, ma noi le tasse le paghiamo sempre e comunque, e potrei cominciare con gli esempi. Allora, come comunità cristiana, educhiamoci pure a non chiedere privilegi, ma a saper fare la nostra parte. Dopo, a quel punto, lavoriamo, preghiamo e speriamo che vengano persone significative anche da un punto di vista di un impegno politico diretto. Ce lo auguriamo. Dove? Con chi? Piano. Vediamo. Adesso, voglio dire, nel senso che c'è un cammino. Bisogna sicuramente ripristinare anche alcuni elementi fondamentali per poter riparlare di un impegno politico più specifico, diciamo, nel senso che è una fase di passaggio complicata in cui non abbiamo certezze di ambiti in cui andare come cattolici. Bisogna mettersi in ricerca insieme agli altri, tutti. Beh, anzitutto grazie Franco del tuo intervento. Mentre volevo chiederti solo questo, a un certo punto della tua relazione parlavi di solitudine, evidentemente una solitudine che può essere letta a livello esistenziale, di rapporti relazionali, ma io credo che anche oggi, parlando di un'Italia unita ma plurale, si possa parlare di solitudine culturale. Ecco, io credo che tante persone vogliono esprimere un pensiero su questo. Non è vero che il cattolico, il cristiano non parli e non pensi. Credo che però parla e pensa a livello di solitudine, nella propria intimità. Possiamo ricordare che siamo a 50 anni dal Concilio e chi come me, credo, eravamo giovani e abbiamo vissuto la primavera del Concilio, in quella dimensione c'è stata proprio non la solitudine di una comunità cristiana, ma una comunità cristiana che ci ha permesso di interagire culturalmente, anche sbagliando alle volte, se volete. Però ci ha permesso questa primavera e ci ha dato questa speranza. Oggi, credo, non stiamo più vivendo questa primavera di capacità di interagire culturalmente. C'è un pensiero forte, c'è bisogno di un pensiero, c'è bisogno di veicolare un pensiero, ma molto spesso questo pensiero rimane all'interno della nostra intimità. Ora la domanda, se vuoi per certi versi un po' provocatoria, come comunità cristiana, come possiamo permettere, come possiamo abilitarci, come possiamo offrire un'opportunità perché questo pensiero possa cominciare a circolare e a diventare non solo patrimonio dei cristiani, ma diventare dialogo, diventare cultura condivisa? Mi inserisco anch'io nelle tante cose da lei dette, cogliendone sostanzialmente un paio, insomma, ecco, riguardo. Allora,
lo dico in termini paradossali, io credo non sia difficile accogliere, lei ha parlato dell'accoglienza prima, no? È difficile continuare ad accogliere. Citato Lampedusa, io non sono stato a Lampedusa, noi qui abbiamo una presenza di profughi relativamente consistente rispetto anche alla nostra popolazione. Di per sé, i primi giorni tutti volevano avvicinarli. Quando hanno cominciato a domandare l'elemosina di fronte alle chiese, di fronte ai supermercati, è cominciata la fatica e la difficoltà. Voglio dire che noi oggi, rispetto ad alcuni snodi culturali come quello dell'accoglienza, ci dobbiamo mettere vicino anche gli strumenti che rendano possibile questa accoglienza, perché siamo un po', a volte, mi sembra un po' di essere un po' figlio di quella cultura dell'attimo fuggente, no? La serata di beneficenza, la gara di solidarietà, la partita del cuore, no? Sono situazioni che poi non si strutturano in percorsi quotidiani continuativi. Noi stiamo vivendo un po' come Caritas dentro questi contesti qui. Questa era la prima, e a me sembra uno snodo culturale, meno banale di quello che magari ho dato la percezione di proporre adesso, perché nella continuità e nella quotidianità che ti misuri poi nelle cose, così come facciamo nelle scelte di vita. La seconda, che io condivido, ecco, in maniera direi ancora più forte, è il tema con cui lei ha iniziato la relazione, l'intervento di questa sera. Cioè, o noi come Chiesa diamo risposte e segni di risposte a quelli che sono oggi i grandi snodi delle persone, il lavoro, il futuro, la casa, in mente il progetto Policoro che ho conosciuto, in cui non dobbiamo aver paura come Chiesa di prendere in mano l'iniziativa, non dobbiamo aver paura di entrare nel campo e di porci come giocatore, perché altrimenti restiamo sempre, come dire, con lo sguardo distaccato sulle cose e su questo ci mettiamo in difficoltà. Quindi io credo che su queste cose qui poi bisogna un attimino lavorarci dentro, no? Ce ne sarebbero tante altre, ma mi fermo qui perché sono state molte le provocazioni che lei ha dato. Insomma, noi settimana prossima la Caritas farà un incontro con le aziende produttrici per chiedere e per cominciare una collaborazione sul lavoro, perché o rispondiamo a questo, almeno come segno, almeno come intuizione. Ecco. Chi è intervenuto prima ha toccato essenzialmente dei temi i grandi personaggi, forse i santi di questi tempi, magari nella politica. Questo Don Marino invece ha buttato lì attenzione al pericolo della giornata di questo, l'episodio. Io credo invece che la tua riflessione ci abbia portato a riflettere su quello che siamo, quello che abbiamo da dare, qual è la nostra formazione, come viviamo il nostro essere cristiani nel quotidiano, nella nostra famiglia, eventualmente nei nostri gruppi di chiesa, ma anche nella nostra professione. Io credo che forse questo è il tempo di, certo, chiedere aiuto ai santi di oggi, ma soprattutto cercare di essere dei semplici, ma delle persone che hanno voglia di condividere quello che sono. Grazie per queste considerazioni molto importanti che meriterebbero un ampio spazio di riflessione. Io mi limito giusto a qualche passaggio, mettendo per esempio partendo dal mettere insieme il primo e l'ultimo intervento che è della seconda parte, specie relativamente al tema di alcune figure che possono costituire elemento di ispirazione per la nostra vita. Io credo che appartenga alla vita di una comunità anche il riuscire a conoscere e ad avere care figure importanti che ne hanno contrassegnato la storia.
non per isolarle dal contesto in cui vissero, perché isolandole dal contesto in cui vissero non le rendiamo un buon servizio, ma anzi viceversa per coglierne lo stimolo partendo dall'idea che quelle persone nel contesto in cui vissero riuscirono ad esprimere se stesse pienamente, la loro tensione alla santità e a dare una testimonianza bella della propria fede e del proprio amore per gli altri. Ci sono tante figure che hanno attraversato le nostre realtà, alcune venivano ricordate, che hanno attraversato la vita della nostra Italia in diverse fasi della nostra storia, che andrebbero conosciute e riscoperte. Figure di santità, non dobbiamo avere timore di dirlo, perché il santo non è la persona che vive fuori dalla realtà. Anzi, il santo è la persona che riesce a vivere dentro la realtà, più dentro degli altri, nel senso di vivere con profondità la realtà che gli è affidata. I ricordi potrebbero essere molti e alcuni nomi sono stati fatti, vorrei aggiungere solo perché è prossima la beatificazione, la figura di Giuseppe Toniolo che il 29 aprile sarà beatificato a Roma. Una figura bella, importante, perché è stato il fondatore delle settimane sociali dei cattolici italiani, una figura dell'azione cattolica, del movimento cattolico in un senso più ampio, ma una figura normale, di sposo, di padre di 7 figli, di docente universitario, di persona impegnata nella vita di tutti. Il cambiamento deriva certamente dal cambiamento delle leggi, dal cambiamento della politica, dal cambiamento delle strutture e noi dobbiamo lavorare a dare il nostro contributo per questo, ma deriva anche dal nostro cambiamento, dal cambiamento del cuore evidentemente. I due aspetti vanno insieme e il secondo, cioè quello delle strutture, quelle della vita politica, della vita economica, non può bastare da solo. Se non c'è un cuore, un'anima, una tensione di ordine spirituale, nel senso della profondità della vita. Per questo il richiamo ad alcune figure non è il richiamo per avere, come devo dire, da quadretto oleografico, agiografico, romantico in qualche caso, ma è il richiamo a figure che spesero il loro tempo e la loro vita con grande determinazione, con grande generosità. In questo senso è importante, decisivo anzi, perché è il richiamo, come veniva detto nell'ultimo intervento, anche alla semplicità della loro vita, perché io penso che come cristiani oggi dobbiamo riscoprire la semplicità di alcuni apporti, di alcune cose che contano. Questa è la parola che dobbiamo portare, riportare anche l'attenzione in un mondo rumoroso, in un mondo in cui c'è il volume molto alto, in cui siamo proiettati sempre nell'esteriorità, riportare l'attenzione su alcune cose che contano. In fondo il contributo di queste figure ci dice alcune cose che contano e la necessità di ridire le parole semplici, essenziali e di non aver paura di dirle, diciamo, nella loro anche immediatezza e certe volte nella distanza certamente rispetto alla realtà, ma anche nel loro utile carattere provocatorio. Accanto a questo sottolineerei, è un po' anche un elemento che congiunge più di un intervento, questo tema della necessità di riscoprirci nella dimensione anche comunitaria della nostra fede. Noi abbiamo come Chiesa una opportunità fondamentale, una potenzialità fondamentale che non esploriamo fino in fondo, che non riusciamo a praticare invece per tutta la portata che la caratterizza, che è la dimensione comunitaria. Questo è un elemento che è proprio tipicamente cattolico, cristiano cattolico, in cui la dimensione comunitaria ha un suo valore significativo, radicato, che non dobbiamo assolutamente disperdere. Non per isolarci rispetto alla realtà, anzi tutt'altro, perché la vita di una comunità ecclesiale è tutta parte anche della vita di una comunità civile, ma perché vi sono oggi
degli aspetti anche di ordine culturale, come giustamente veniva sottolineato da Michele, che possono farci cogliere il contributo che possiamo dare. Perché una dimensione comunitaria ecclesiale è importante? Perché se vissuta bene dà anche un contributo sociale e civile alla vita del nostro Paese, perché favorisce legami, mette insieme. Oggi è un'emergenza culturale, quella di ristabilire dei legami buoni, dei legami saldi, dei legami profondi, dei legami per la vita. Sono contributi essenziali, aiutare le persone ad essere fedeli e ripensare tutto questo nei termini di un apporto culturale alla vita del nostro Paese, perché certo, naturalmente ci vogliono progetti, ci vogliono persone competenti, ci vogliono persone oneste, questo lo sappiamo, ci vogliono anche persone tenaci, persone resistenti e persone che hanno dei legami molto saldi. Ora, la vita della comunità, come delle associazioni, come dei gruppi, nella misura in cui non si chiude in se stesso naturalmente, può aiutare fortemente anche, può portare un apporto alla vita della società. Oggi anche culturalmente, come credenti, noi dobbiamo riproporre quelle parole che uniscono, le parole che uniscono. Non per un sincretismo inutile, ma dico le parole che ci uniscono sulle cose che contano. Questo è il punto ed è un'impresa culturale non piccola, perché l'elemento della separazione, l'elemento individualistico, particolaristico, ha fatto molto breccia anche al nostro interno. E guardate che intorno a questo si possono accorpare tantissime questioni che riguardano il tema degli stili di vita, che riguardano la stessa coerenza tra la fede che professiamo e le scelte che compiamo, che riguardano la capacità di accorgersi dell'altro che è accanto a noi. Quante volte in chiesa diciamo siamo seduti a fianco a delle persone che per una vita, per un fatto di abitudine, siedono più o meno sempre allo stesso posto, non so se è solo una situazione del sud, ma per decenni ritrovi a messa alla stessa ora, allo stesso posto e sei quasi sicuro. Io stesso ho la tendenza ad andarmi a sedere sempre dallo stesso lato, però poi ci stanno delle persone al banco avanti o al banco indietro che hai visto per tanti e tanti giorni della tua vita ma non sai nemmeno il nome. Eppure sono quelle perché le hai viste per giorni e giorni, mesi, anni e non sai nemmeno il nome. Cioè, possiamo forse da questo punto di vista sicuramente fare di più, ma anche sviluppare da un punto di vista culturale, rafforzare tutte quelle parole che uniscono. Certo nella verità, ma anche in una grande capacità di apertura. È stato posto da qualcuno il tema dell'ascolto. Un tema dell'ascolto è decisivo. Ci sono delle pagine di Bonhoeffer, un teologo protestante, nella Vita comune, in cui parla del fatto che i cristiani, anziché ascoltare, parlano sempre, vogliono sempre dire qualcosa e vogliono sempre dire qualcosa agli altri. È vero, no? Noi stessi, figuratevi, chi vi parla in continuazione. Ma è un grande problema riuscire ad avere lo spazio, dedicare il tempo all'ascolto, che naturalmente non è una cosa che fai su prenotazione, perché qua quando parliamo di ascolto parliamo di capacità di intrecciare relazioni e dunque poi dalla relazione viene la disponibilità al dialogo e all'ascolto. Certo, e quindi una cultura dell'accoglienza complessivamente inteso. Certo è stato detto, e io condivido pienamente, che viviamo anche noi una cultura dell'attimo fuggente, che è la cultura dell'episodio. Una delle cose più belle è riuscire a vedere per esempio delle belle iniziative quando reggono nel tempo, perché ne abbiamo viste tante che nascono e che muoiono. Mentre invece noi dovremmo riuscire a dare stabilità anche a quelle che sono
delle esperienze che si creano a volte sulla base di una situazione del momento, che però diventano credibili solo se sono stabili, se sono continue. Certo possono cambiare indubbiamente in base al cambiare delle esigenze, ma è solo la loro stabilità che le rende credibili nel tempo. E quindi io sono perfettamente d'accordo con la necessità che poi a quella che è l'immediatezza della cultura dell'accoglienza segua la necessità e la ricerca degli strumenti adeguati. Per questo pure ponevo il tema del rapporto tra giustizia e amore e il tema delle responsabilità della politica, perché lì sono dei nodi essenziali da questo punto di vista. E sono sostanzialmente quei nodi che ci portano a cogliere la necessità di una risposta che sappia essere poi una risposta nella quotidianità. Sappiamo che il dato della continuità e il cercare di dare delle risposte incisive è il dato più difficile. È difficile alla politica perché sappiamo che molte volte le scelte che si operano sono scelte legate all'ottenimento di un consenso che deve pagare alla successiva tornata elettorale, mentre invece i grandi cambiamenti li fanno gli statisti, quelli che hanno lo sguardo lungo, e questo è un bel problema, diciamo, da questo punto di vista, perché il cambiamento è fatto se tocchi il lungo periodo. Molte volte la politica fa quelle scelte che creano consenso dopo un anno, dopo 2, dopo 3, devono pagare dopo poco. E questa situazione comunque è una situazione delicata, diciamo. Noi dobbiamo saper tradurre in termini di risposte lo slancio anche bello e positivo che tante comunità cristiane hanno dimostrato in termini di capacità di accoglienza. Saper andare a delle risposte più decisive che riguardano gli immigrati, ma poi riguardano anche le situazioni evidentemente del nostro Paese. Con questo forse sia pure in modo non troppo ordinato e recuperando quella espressione che l'altro siamo noi, e diciamo in un qualche modo forse è meglio che mi fermo, ho parlato abbastanza. Grazie. Bene, non ci resta che ringraziare Franco Miano per la ricchezza del suo intervento e ci auguriamo che gli stimoli che ci ha dato ci aiutino proprio a realizzare proprio quell'atteggiamento di accoglienza, di apertura, di pluralità, ma proprio nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano, perché non diventi un qualcosa di episodico, ma diventi un qualcosa che proprio si incarna nella nostra vita di tutti i giorni. Vorrei poi ringraziare quanti a vario titolo hanno contribuito per la realizzazione di questo ciclo di conferenze e tutti voi che ci avete seguito in questi momenti. Grazie a tutti e buona serata.